niente, stavo pensando una cosa, ma cavolo, che dici? Che io volevo esprimere la mia profonda e sincera ammirazione per tutti i giovani, cioè questa generazione, secondo me, meravigliosa di adolescenti, insomma, la fascia d'età che va dai 15 ai 16 fino ai 24-25, che secondo me si stanno comportando in un modo ammirevole, tranne rari casi, ovviamente stanno sempre, però loro, cioè, ma vi rendete conto di cosa stanno sopportando? Cioè, questi alla loro età, praticamente da quasi un anno gli è stato proibito quasi tutto il motivo del loro friscicamento, diciamo, giovanile. Non possono uscire di sera, non si può ne bere una bardella sulle locali, non possono andare a puschiare, per esempio, le ragazze o le ragazze e i ragazzi. Ma che fanno? No? Cioè, queste cose qua non ci sono più e loro, insomma, poteva un momento che dice vai giù c'è la tasca, cioè voglio uscire, però loro stanno facendo tutto in modo liso, cioè bro, si forte, questo per fare anche entrare nella stessa lunghezza d'onda. Cioè immaginate a noi, alla loro età ci dicevano non potete uscire perché c'è il virus, c'è un virus, ci mangiamo, ci facciamo un durato fritta, cioè la pandemia va qua pazza, ma che stai dicendo, babbo, io già scelgo. Invece loro, dici, cioè, bravo, voglio, bravi, bravi, cioè, tutta la mia, io non vorrei lanciare messaggi ottimistici perché è un periodo in cui, insomma, pare pure brutti, cioè, c'è comunque un pessimismo, quindi non volesse, ma io vi devo dire la verità, con questi giovani, io sono pure un po' più ottimista, scusate, ottimista per il futuro, cioè, io non avevo proprio così, scusatemi, così guaglione, non è che poi si mi cioè, bro, cammo, comunque siamo anche noi dei giovani un pochettino più fatta bene, però io sono un ottimista, ci lo dice nel show, deve rimanere sempre quel pessimismo e la negatività cosmica.